Ciao ragazzi, alla fine ho ceduto anch'io all'acquisto dei nuovi Ray-Ban Meta. A mio avviso si adattano perfettamente al viso, sono molto leggeri, la montatura è realizzata in acetato, mentre le lenti sono realizzate in vetro temperato. Io ho scelto questo nero lucido perché in realtà era l'ultimo modello rimasto, anzi l'ultimo paio rimasto nel negozio di occhiali, non volevo aspettare e quindi l'ho acquistato, però è un modello che a me piace. Ora andiamo a scoprire insieme alcune delle funzionalità. Sulla stina di destra troviamo un tastino che ci permette di registrare video e scattare foto. Tenendolo premuto per qualche secondo si avvia la registrazione video, invece cliccandolo soltanto una volta si scatta una foto. Attraverso queste due fotocamere, non so se le vedete bene, da 12 megapixel ti permettono di avere dei filmati con una prospettiva diversa avendo anche le mani libere. Se i conti poi si fossero azzerati. Sulle barre laterali troviamo un sensore che ci permette di alzare e abbassare il volume. La qualità del suono devo dire che è davvero ottima per un oggetto così compatto. Hanno dei comandi vocali con i quali è possibile effettuare chiamate, mandare messaggi, avviare delle dirette Instagram e Facebook. Si collegano allo smartphone tramite Bluetooth, scaricando questa applicazione, dove è possibile gestire tutte le impostazioni. Poi qui troviamo la home page dove ci mostra dei suggerimenti su come utilizzare gli occhiali. I video hanno durata massima di 60 secondi e vengono importati direttamente sia qui che nella galleria del telefono. Io li sto testando da qualche giorno da quando li ho comprati e sono davvero contenta dell'acquisto che ho fatto. Vale la pena comprarli? Dipende dalle vostre esigenze alla fine e li consiglio vivamente a chi sta cercando un paio di occhiali di qualità e con delle caratteristiche avanzate. Per altri consigli e per ascoltare buona musica, seguitemi.